Ottimo, veramente un lavoro fatto bene. La signora invece, Sorella, ma vive in Australia. che impressione le ha fatto? Una meraviglia, mi viene da piangere da quando sono emozionata, veramente. È solo un assaggio delle emozioni dei visitatori della mostra dedicata ad Antonio Canova, allestita al Museo Civico di Bassano sino al prossimo 26 febbraio. Una mostra che nei primi 2 giorni d'apertura ha già registrato numeri importanti. Domenica sera quanti visitatori c'erano? 650. È un dato molto buono e è il primo fine settimana di mostra, non era un numero affatto scontato. Di solito le mostre crescono, quindi l'auspicio è positivo. Un giudizio su questa mostra? Bella, allestita bene, mi compiaccio. Io ho vissuto qui una vita, però sono di Faenza e sono venuta apposta a vederla. Molti gessi che vengono appunto da Possagno e che o si vedono lì o si vedono qua. No, molto belle le didascalie, ben spiegata. Sì, sì. La consiglia? Sì, sì, assolutamente. Veramente rimani con la bocca aperta, bella. Una mostra incredibile, non me lo sarei mai aspettato. È un'emozione rivivere la storia di questo fantastico artista e ripercorrere in mezzo a questi marmi la storia del nostro paese. Emozionante, ho visto il dolore espresso dentro, la bellezza, però quello che mi ha colpito è stato il dolore. In alcune statue, in alcuni disegni soprattutto. Insomma, sta davvero conquistando le persone e forse ha anche ragione la direttrice del museo Barbara Guidi quando afferma che Le mostre devono essere serie come i libri, ma vincenti come dei film. E questa lo è? Lo spero vivamente.